È una manifestazione decisamente importante, impostata bene, dove c'è stato un interesse notevole sulla presentazione di questo nuovo vino Acqui Rosé, sia fermo che spumante, che sta cavalcando i mercati e comunque le abitudini dei consumatori, le nuove abitudini dei consumatori, questo rosé. Ed è una manifestazione diversa dal bracchetto d'acqui dolce, che comunque tiene sempre il suo posto nell'ambito del consumo viene considerato sempre un prodotto di nicchia decisamente importante. Bracchetto è un vitigno antico che nasce nei province di Alessandria e di Asti in 26 comuni, solo 1 migliaio di ettari, non di più, dalle quali si possono ricavare circa 8-9 milioni di bottiglie. È un vitigno che produce poco, dove i grappoli sono sempre rari, no? E quindi è una particolarità importante dove questo vitigno viene ancora coltivato e c'è un consorzio dietro che sta lavorando per la promozione dello stesso.